Penso a tutti i poeti che si incontravano nei caffè come stiamo facendo noi adesso, e quindi io applaudo alle iniziative di Ciccio e Liliana perché riportano la poesia dove è nata e dove è stata sempre, cioè per le strade, nelle piazze, nei crocicchi, nei luoghi d'incontro che potevano essere appunto anche i bar, i caffè. Quante idee sono nate nei caffè letterari, ricordiamo la rivista letteraria Il Caffè, quanti illuministi si sono incontrati al Caffè Greco per esempio, penso anche a tanti artisti, non solo ai poeti, anche a tanti scienziati. Una bella idea, un bel quadro, una scultura, un verso, possono nascere anche un disegno sui tavolini, sui tovagliolini anche di un caffè, quindi non ci trovo nulla di strano. La poesia è questo, è creazione, e la creazione ci sorprende proprio nei momenti spesso più inattesi, nei momenti quotidiani. Non dobbiamo aspettare l'ispirazione che ci viene vista da quale musa mentre siamo al tavolino o chissà su quale montagna. La poesia è un qualcosa che ci raggiunge anche spesso e volentieri nel quotidiano, in quello che facciamo. Penso a chi ha parlato del mare, no? A me piace scrivere molto, per esempio, haiku dedicati al mare. Ve ne recito uno proprio che ho scritto in questi giorni e il pensiero mi è venuto mentre ero in acqua, niente di più naturale secondo me. Lenzuoli verdi agitati per gioco, mare d'agosto. Quindi sono delle illuminazioni, dei flash, come direbbe Rimbaud, come direbbero anche i tanti poeti surrealisti. Spesso l'ispirazione ci viene da questi momenti anche di quotidianità, di convivialità. Penso a quanta filosofia che è nata grazie al convivio, pensiamo ai simposi, a Socrate, a Platone, pensiamo a Dante che associava proprio la conoscenza a un banchetto al quale nessuno deve restare digiuno, quindi ognuno per la propria capacità di assimilazione, ma tutti devono poter godere di questo convivio, di questa comunione di idee, di questa comunione di versi, di questa comunione di idee, di anime, direi anche. E chiuderei questo mio intervento, se siete d'accordo, con un punto, diciamo, in dialetto che non è mio, e praticamente mi è venuto per le mani un componimento di Trilussa molto molto bello in dialetto romanesco, e mi sono provata a tradurlo così un po' all'impronta, e vediamo un po' che cosa ne è venuto fuori. Certo in dialetto romanesco ha un sapore un po' diverso, però spero che in siciliano non abbia perso la sua verve, e si chiama Io e Dio. L'io narrante si incontra con il Signore in una maniera un po' inconsueta. Vi voglio contare una storia strana, mi successi proprio l'altra settimana. Io passavo corso, quando per caso dirò a chiesa aperta, piglio e cerciaso. Io non pratico assai, non è per male, se ti mariti io vengo al locale. Ma me ne passi sentire una voce. Ciasi, che non c'è nudo, fici duci. Madre, dal documento mi scantai. Chi c'è? La voce mia o ma sunnai? Non c'era nudo, la chiesa era vacante, 4 banchi e un crocifisso, avanti. Ma quali? Non fu sonno, io manco spitto. Ci pensi che a chiamarmi? Fuido. Scusate. Mi feci tutto spetto, unciai un petto e senza crianze e manco sospetto ci disse forte: dimmi in saluto. A voce dissi, trasisti, ora muto, aspettiti, senza fare un tuntuto. Io feci per scappare a casa mia. Non ti miri, fammi compagnia. Facciamo un'altra volta, e poi qua senta mamma muglieri, e me ne vai, niente. Avviciniti e non spaddarucciato. Ah, non lo saccio che non si è maritato. Priava proprio a mia, Dio ti l'ho creato, proprio a mia, che mai aveva priato. Di mia chista, è una cosa troppo nuova. Se tu vedi tutto, dammi una prova. Figlio, che prova vuoi che mia? Sono inchiuvato in ta cruci, pettia. Mi veni i chianceri, tu ma scusare, li ne
può perdonare, a sapillo che io ti trovava, in giro tu buttava e tu domava. Ma tu pensi che io sogno solo, sogno sempre con te, tu mai sei solo, io non ti ce l'ho stato mai, o ero tu contento o a me se vai. E quando tu eri tu nicareddo, per te io era Gesù bambinetto, dimmico, tu mi priavi ogni sera, e io mi squagliava come una cira, apriera il tuo cuore in nicuzzo, mi faceva vegnare tutto il tuzzo, con lacrime di felicità. Poi crescisti, che dolore appeccando cori, sentendomi abbandonato, tu muto, né una priera, né inciato, contro mia pare sediato, che ti ho creato e sempre amato. Ti diceva, figlio mio, sogno qua, i salocchi, preia, chiamami papà. Ma tu niente, con l'occhio sempre in testa, sempre più lontano a fare magguesa. Nonno poi, da pace che ero malato, da quel momento prima ti ha sguardato, con tutto il cuore tu mi hai priato, l'affido cuore tuo Dio ti ho creato. Ecco, proprio per questo ti chiamai, figliuzzo mio, ma mancato assai, che in ci contento e chino di dolori, per quanto mi vuole bene il Signore. Su questa storia io ti sto qua, in cielo Dio piange, se lo chiama papà. Grazie. E questa è la mia cara Jane Austen, di cui ricorre allora, io voglio che tu faccia vedere il libro da cui hai tratto la tua traduzione di Trilussa, e io mi aspettavo che tu leggessi Jane Austen e Master Park, e invece ci hai tradotto in siciliano Trilussa. Ora ti spiego come. Ecco, perché mi capita, l'amica Enza Spagnolo ha letto dalla portatile, come si chiama? iPad. Hai usato scrivere in orizzontale dove c'era spazio, poi hai utilizzato tutti gli spazi di un libro della Newton Compton fatto con logiche di estrema economicità, quindi è incollato quel libro non è cucito, ha sofferto queste tue piegature, queste tue cose, che io so la delicatezza di questi libri che uscirono appunto a 4.000 lire, poi 2 euro, 3 euro ora, 3 euro negli ultimi anni, quindi sono libri incollati che lei ha martoriato in questo modo, piegando il libro per una mancanza di carta, o trovandosi a mare, credo che tu ti trovassi anche a mare, esatto. Ovunque, ecco. Io non leggo mai senza E le batterie di questo libro non erano scariche, Mai. Io devo dire una cosa, amo la tecnologia, penso come un po' tutti ci smanettiamo, ci giochiamo, però per me la fisicità del libro di carta è un'altra cosa. Questi libri spesso sono legati dei ricordi, per quando tu li hai comprati, per le persone con cui eri, per i momenti in cui li hai letti per la prima volta. E poi ho un'abitudine, non leggo mai senza la matita in mano, perché un'ispirazione o la voglia di sottolineare mi può prendere in qualsiasi momento. Quindi io ho fatto questa traduzione estemporanea, che ci ho visto proprio mentre leggevo la poesia che mi era arrivata invece via WhatsApp. Quindi vedete, le tecnologie possono convivere, il cellulare con la matita e la carta. Buon proseguimento, grazie della vostra gentile attenzione, e viva veramente la poesia, perché nonostante tutto credo che la poesia sia il più grande atto di libertà che possa esistere, nonostante le difficoltà, nonostante anche le dittature, le crisi. L'uomo ha un bisogno di espressione che non può mai morire, e la poesia trova anche il muro di un manicomio, il muro di un lager, trova il pacchetto di sigarette, trova il rotolo di carta igienica, trova il modo per esprimersi, per volare, per far volare le idee e i sentimenti degli esseri umani. Quindi non è arte che possa morire, come la bellezza, come la giustizia, come la verità, perché la poesia è
questo, è l'espressione dell'animo umano, del cuore, del sentimento, del pensiero, quindi troverà sempre il suo canale nonostante tutto, a dispetto di tutto, ne sono convinta. Quindi penso anche al momento di terrorismo che stiamo vivendo, la risposta deve essere non la violenza, non l'intolleranza, ma la ricerca della bellezza, della verità, della giustizia e il riempire il mondo di arte, di cose belle, per non lasciare spazio a questa voluttà di morte che sembra essersi impadronita come un corvo nero del mondo. Quindi non lasciamo che quest'ala nera si sviluppi oltre, ma riempiamo il mondo di cose belle, almeno proviamoci.